diciottenne friulana è stata abusata sessualmente più volte da un gruppo di 5 ragazzi in un appartamento di Lignano. Ha raccontato tutto al padre e poi la polizia sono stati denunciati a piede libero. Impennata di contagi in regione con 155 nuovi casi, aumentano anche i ricoveri, 27 ma gli ospedali tengono. La regione lavora al sequenziamento presso la riduzione del costo dei tamponi in farmacia. Si preannuncia un Ferragosto da tutto esaurito, negli hotel e nei locali c'è ottimismo, anche se continua la polemica sui controlli del Green Pass e la FIPE torna all'attacco contro la mancata riapertura delle discoteche. Nella settimana più calda dell'estate, tanti friulani ma anche molti stranieri cercano refrigerio al fiume, in molti scelgono Tabine Beach a Ragogna sul tagliamento in acqua turisti d'Oltralpe e connazionali. L'Udinese ha ufficializzato oggi i numeri di maglia scelti dai giocatori per la prossima stagione. L'attaccante spagnolo ha voluto prendere il 10, lasciato libero dall'asso argentino, sarà lui il faro della squadra. Buonasera e ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È stata costretta ad avere rapporti sessuali con 5 ragazzi in un appartamento di Lignano Sabbiadoro. Vittima una diciottenne friulana che ha raccontato tutto alla squadra mobile della questura di Udine. I 5 giovani sono stati identificati e denunciati. Abusata più volte sessualmente da 5 ragazzi in un appartamento di Lignano Sabbiadoro. Vittima una giovane friulana di 18 anni che è riuscita a scappare da quell'alloggio da incubo approfittando dell'uscita di uno dei suoi aguzzini. Il gruppo, ragazzi tra i 17 e i 21 anni, un solo minore, tutti del nord Italia, in Friuli per le vacanze, sono stati denunciati per violenza sessuale di gruppo. Sono liberi in attesa delle decisioni che assumeranno la Procura dei minori e la Procura di Udine. La ragazza poco prima sul lungomare aveva incontrato delle persone che conosceva, in particolare un amico insomma, che conosceva negli anni precedenti e questo ragazzo l'ha accompagnata nell'appartamento. Lì tuttavia insomma, è avvenuto quello che lei non voleva, quindi dei rapporti che sono andati insomma, al di là della conoscenza e della chiacchierata insomma, che si aspettava. Prima si è confidata con un bagnino, poi con il padre che fuori di sé, raggiunto l'appartamento dei ragazzi, ha sfondato la porta. Dopo è arrivata la volante della Polizia di Stato che ha identificato il gruppo di giovani. E dopo aver raccolto la testimonianza della ragazza, testimonianza che è stata presa dal personale della squadra mobile presso l'ospedale dove la ragazza è stata accompagnata per essere sottoposta al protocollo di violenza sessuale, per violenza sessuale, sono stati accertati i primi profili di responsabilità nei confronti dei 5 ragazzi che sono stati appunto indagati. Ora le valutazioni naturalmente devono essere fatte dalle 2 procure, quella ordinaria e quella minorile, che si occuperanno quindi di definire il reato e di eventualmente delegare attività di indagine ulteriore. È stata travolta da un compaesano mentre attraversava la strada nel centro del paese, così una donna di 80 anni, Anna Tadima, che ha perso la vita questa mattina a Corno di Rosazzo. Ancora una tragedia della strada. Una donna di 80 anni, Anna Tadima, che è stata investita questa mattina poco dopo le 11 a Corno di Rosazzo, in piazza Divisione Giulia, mentre stava attraversando la strada ed è morta sul colpo a seguito delle gravi ferite riportate. La pensionata, originaria della ex Jugoslavia ma da tempo residente a Corno di Rosazzo, è stata travolta da un compaesano di 79 anni che viaggiava su una jeep e che si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti l'elicottero sanitario e l'ambulanza, inutili purtroppo i tentativi di rianimazione. La salma è stata composta in camera mortuaria nel cimitero del paese a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rilievi, accertamenti e viabilità sono stati eseguiti dai carabinieri della radiomobile di Palmanova e dalla stazione di Pavia di Udine. Il compaesano, negativo all'alcol test, è stato denunciato per omicidio stradale colposo. Nuova impennata di casi di Covid oggi in Friuli Venezia Giulia. Su 6.380 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici eseguiti sono stati rilevati 155 contagi, mai così tanti dal 5 maggio scorso. Non si registrano decessi, 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli in cura in altri reparti sono 27. Le persone in isolamento sono 850, 3 i casi di positività tra i dipendenti delle aziende sanitarie e un contagio
contagio per una persona rientrata dal Marocco. C'è interesse da parte delle famiglie nel vaccinare i propri figli. L'obiettivo è evitare la didattica a distanza e iniziare l'anno scolastico in sicurezza. Lo conferma il segretario provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri Paolo Lubrano, che avverte solo da gennaio si avranno notizie certe sulla somministrazione del vaccino anche per i bimbi sotto i 12 anni. Al momento si sta testando in America. Ascoltiamolo. Consentire un ritorno a scuola degli studenti allontanando lo spettro di nuove fasi di didattica a distanza. La Società Italiana di Pediatria raccomanda la vaccinazione Covid-19 per tutti i bambini e gli adolescenti d'età pari o superiore ai 12 anni. Per i più piccoli si dovrà attendere gennaio. C'è parecchio interesse, personalmente ho avuto diverse chiamate da genitori con ragazzini di quella fascia di età. La maggior parte disponibili, ecco, ad effettuare la vaccinazione, quindi interessati a farlo. So che stanno facendo dei lavori in America, sempre la Pfizer, per quanto riguarda il vaccino nelle fasce di età sotto i 12 anni, ma sicuramente anche a detta delle stesse autorità americane se ne parla probabilmente non prima della metà inverno, quindi gennaio, febbraio, ecco, questi sono i tempi previsti. Poi in quel momento si dovrà capire quale e se ci sarà la necessità di coprire anche quella fascia più giovane. Oggi è difficile fare previsioni. Si preannuncia un Ferragosto da tutto esaurito negli hotel e nei locali, c'è ottimismo anche se continua la polemica per le discoteche sul Green Pass. Tutto esaurito in spiaggia e tutto pieno in montagna. In Friuli Venezia Giulia le prenotazioni vanno a gonfie vele e si preannuncia un Ferragosto all'insegna del tutto pieno. Dalle richieste un Ferragosto sicuramente alla grande. Ci sono molti turisti ma anche triestini che vogliono festeggiare questo giorno di così chiusura dell'estate, perciò i numeri sicuramente saranno importanti. Le località balneari sono piene. La montagna è piena, da Tarvisio a tutte le zone di montagna sono piene, quindi c'è una buona prospettiva dopo un lungo lockdown, quindi auspichiamo che i turisti vengano ancora di più nella nostra regione e noi siamo pronti a riceverli. Non manca però il pensiero alle discoteche ancora chiuse. Le discoteche è uno scandalo che non riusciamo a capire. Ripeto, ci sono assembramenti da tutte le parti, dove vai trovi assembramenti, non riusciamo a capire perché una discoteca con tutti i controlli non può essere aperta. Non riusciamo a capire, sono quelle cose a livello nazionale, a livello governativo, incomprensibili, continuiamo a non capire. Sul tema invece del Green Pass la richiesta è di non avere le attuali mezze misure. Il Green Pass ci sta, l'abbiamo già detto, siamo d'accordo, non siamo d'accordo col modo che viene usato. Cioè basta mezze misure, o tutto Green Pass o non Green Pass, questo è l'appello. Se dobbiamo essere tutti a venire fuori di questa pandemia, le misure devono valere per tutti. C'è anche Trieste, tra le 15 città da bollino rosso per il picco dell'ondata di calore previsto per venerdì e il massimo livello di rischio salute per il caldo indicato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Un rischio che riguarda tutta la popolazione, non solo le fasce più fragili. I 15 centri urbani sono oltre a Trieste, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Solo ieri per il capoluogo giuliano era stato indicato il bollino arancione con il termometro che ha superato i 36 gradi con una temperatura percepita di 40. E le temperature roventi della settimana più calda dell'anno portano in molti a cercare refrigerio anche nei fiumi. Oggi alla Tabine Beach di Ragogna a fare il bagno diversi turisti provenienti dalla Francia ma anche italiani dalla Toscana e da Frosinone. Si intensificano gli effetti dell'ondata di calore portata dall'anticiclone africano. La situazione non dovrebbe cambiare almeno fino a Ferragosto e questa è la settimana più calda dell'anno. In molti cercano refrigerio anche nei fiumi. Oggi alla Tabine Beach di Ragogna c'è chi arrivava anche da fuori regione. È freddissima, sì, si sta da Dio però. Con il caldo che abbiamo sofferto in questi giorni a Firenze ne è valsa la pena. Tanti chilometri ma ne è valsa la pena. Quest'estate 15 giorni facciamo tutto Friuli, quindi gireremo montagna, città, paese, ma rimaniamo in Friuli.
abitiamo qua vicino, quindi veniamo abbastanza spesso, solo che oggi fa abbastanza caldo. Non è facile stare qua sotto. Poi il tagliamento è fresca, quindi si sta molto bene. Il caldo, poi ti bagni e torni un po' meglio. L'acqua è stupenda, fredda al punto giusto, ci si può anche immergere senza avere tanti problemi, meglio di così. Da Frosinone a Ragogna, qui perché? In vacanze per trovare un po' di refrigerio, ma oggi là è caldissima la giornata. Fra poco ci bagneremo anche noi e speriamo di rinfrescarci, ecco. Torniamo alle notizie di cronaca. Arrestato il rapinatore delle gelaterie dell'Isontino, un uomo di 57 anni di Trieste, da poco uscito di prigione. Il 16 e 23 luglio scorsi, armato di coltello e pistola, ha rapinato una gelateria di Ronchi dei Legionari in una di Gradisca di Isonzo. Per permettere ai carabinieri di Gorizia di individuarlo, sono state le vittime che hanno notato il numero della targa dell'uomo con cui si era allontanato. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, poi è stato riconosciuto per il casco che indossava. Ed ora andiamo nel cuore di Udine. L'area di verde di via Cairoli sarà completamente ristrutturata grazie a un intervento deciso dall'amministrazione comunale che la renderà più sicura e accogliente per le famiglie. È un progetto da 300.000 euro quello che mira a ristrutturare completamente il parco Ambrosoli nel cuore di Udine. L'amministrazione comunale del capoluogo friulano interverrà mettendo in sicurezza i vialetti, sostituendo i giochi e ristrutturando anche un edificio da adibire a chiosco per bibite e snack. Abbiamo voluto e cerchiamo di fare in modo che le famiglie con i bambini piccoli possano giocare, possono convivere, possono socializzare in una parte di questo parco. Verrà dedicato un'area anche per gli animali, ovvero per poter fare in modo che con la presenza degli animali non ci sia un problema di convivenza anche con le persone magari anziane o bambini. Verranno rifatti tutti gli impianti, sia idraulici per bagnare, per mettere delle fontane eccetera, ma soprattutto l'impianto elettrico, perché qui vogliamo illuminare l'area. Nelle giornate invernali ovviamente sapete c'è più necessità, e soprattutto perché questa è un'area molto frequentata, quindi l'illuminazione sta alla base anche della sicurezza che questa amministrazione ha sempre messo davanti a tutto. La Regione Friuli Venezia Giulia prosegue nel sostegno ai locali che puntano su prodotti biodegradabili con un nuovo fondo per supportarli negli acquisti. Un contributo fino a 1.000 euro per supportare e sostenere i locali pubblici che decidono di acquistare prodotti come contenitori, bicchieri e cannucce biodegradabili o riciclati. La Regione, con l'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro, ha presentato una nuova iniziativa in collaborazione con la FIPE del Friuli Venezia Giulia. Noi andiamo a educare e incentivare l'uso di materiali ecocompatibili e non tassare con leggi inutili e inique chi invece usa la plastica. Quindi esattamente una visione capovolta di come si fa ambiente e in questo caso anche di vicinanza alle categorie dei pubblici esercizi che hanno tanto sofferto il Covid-19. Sono 1.000 euro, magari il bar rionale faranno più comodo, un grande caffè nelle piazze importanti magari un po' meno, però ovviamente questo è un contributo a pioggia per tutti gli esercizi. Il fondo attualmente è di 1 milione di euro e vale per 3 mesi, poi con il prossimo bilancio, se la risposta sarà alta, verrà implementato. Sarà erogabile a quelle realtà con meno di 10 dipendenti, pari all'85% dei locali del Friuli Venezia Giulia e, come detto, fino a un massimo di 1.000 euro. In questo caso il 65% di quanto speso anche per prodotti in lattina o vetro, non solo contenitori. La FIPE, con il vicepresidente vicario regionale Bruno Vesnaver, parla di iniziativa importante, mentre la referente della FIPE della provincia di Trieste, Federica Suban, ha sottolineato il vantaggio, in particolare in un periodo in cui l'asport è cresciuto in maniera così importante. Come abbiamo detto, in Regione si registra un'impennata dei contagi, anche se la situazione negli ospedali resta sotto controllo. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. L'intervista integrale sarà proposta durante la puntata di questa sera di Elettroshock alle 21, durante la quale si farà il punto sulla pandemia e si parlerà anche di Green Pass. Insomma, la pandemia oggi si presenta, secondo me, in condizioni diverse rispetto al passato. Perché c'è il vaccino. In questa regione sono state fatte vaccinazioni in doppia dose a 550.000 persone. Di queste 550.000 circa 550 si sono ricontagiate, quindi siamo allo 0,1%.
e di queste 40, una quarantina hanno avuto domanda ospedaliera, dei quali 4 in terapia intensiva. Quindi la domanda ospedaliera è estremamente bassa, è allo 0,007%, quindi è chiaro che il vaccino ci aiuta molto. Quindi abbiamo una pressione ospedaliera sicuramente molto diversa rispetto al passato, però abbiamo il virus che ancora circola, abbiamo 4 persone in terapia intensiva e 27 in area medica, stiamo cominciando a essere costretti ad aprire qualche reparto in più. Abbiamo stanziato molte risorse per l'attività di sequenziamento che stiamo cercando di fare a tutti per capire la tipologia della variante che c'è. Ormai siamo addirittura in quella fase dove stiamo riducendo la delta per andare verso altre mutazioni, anche i sequenziamenti di oggi ci dicono questo. Io sono molto d'accordo su tutte le misure del Green Pass, fermo restando che devono essere declinate non facendo fare a coloro che comunque lavorando devono lavorare con la presenza delle persone che hanno il Green Pass, non facciamogli fare i carabinieri perché non è il loro mestiere. E quindi anche questo abbattimento del costo del tampone con l'introduzione del Green Pass mi sembra una misura condivisibile. Noi vediamo che per i cittadini minori c'è un abbattimento del costo da 15 euro che è stato già ridotto rispetto al costo iniziale, passavamo dai 26, ora passiamo ai 15 e sui 15 questo abbattimento secondo il protocollo e le risorse che lo Stato mette a disposizione va a 8, noi stiamo predisponendo una misura che ridurrà questo 8 per i cittadini residenti nella fascia 12-18 anni a 5 euro e stiamo lavorando, perfezionando quegli atti che consentiranno ai cittadini che non possono vaccinarsi con una certificazione medica invece di averlo in maniera gratuita. Altre notizie di cronaca: trasportava una ventina di migranti di varie nazionalità, tra cui alcuni minori, stipati nel retro di un furgone senza aria né acqua. Fermato dalla Polizia di Stato a Muggia, un 25enne straniero è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Stanchi provati, i migranti sono stati dissettati e assistiti, poi trasferiti in un centro di accoglienza. Intervento del reparto operativo aeronavale di Trieste della Guardia di Finanza nella nota località balneare di Sistiana ad Aurisina, nel complesso turistico di Porto Piccolo per la realizzazione di un'area attrezzata destinata alla balneazione. I militari hanno accertato l'assenza di alcune autorizzazioni edilizie, paesaggistiche e demaniali. Le installazioni non autorizzate sono state sequestrate ed è stato ripristinato l'accesso su un'ampia zona di arenile occupata illegalmente da ombrelloni, lettini e sedie a sdraio. Nuovo no alla centrale termoelettrica a gas di Gorizia, che sarà completata entro giugno 2022 nel quartiere di Sant'Andrea. Comitati e associazioni hanno manifestato contro l'impianto e per chiedere alle istituzioni più attenzione per quest'area della città. Avevano manifestato la propria contrarietà all'opera fin da subito nel gennaio del 2018. Da allora il progetto della nuova centrale termoelettrica a gas di Sant'Andrea, quartiere a sud di Gorizia, è stato approvato e il cantiere è partito pochi giorni fa. Per questo, comitati e associazioni si sono dati appuntamento nell'area industriale per manifestare ancora una volta contro il progetto che verrà ultimato entro il giugno 2022. Un'opera che raggiungerà la potenza di 72 megawatt elettrici. Il sit-in, che si è concluso con una passeggiata fino ai cancelli del cantiere, è stato organizzato dal comitato Ecostandrez e dalle altre realtà cittadine contrarie all'opera. Le nostre richieste sono chiaramente non per bloccare quella centrale a gas, perché quella abbiamo tentato di bloccarla già durante la fase di progettazione, quindi noi vogliamo che l'amministrazione comunale prenda atto delle nostre petizioni che abbiamo presentato, quasi 1600 firme. I nostri non sono semplici opposizioni, ma sono anche proposte per un utilizzo più sostenibile. Una zona industriale, quella di Gorizia, che si trova a ridosso dell'abitato, delle case. Noi continueremo a stare qua perché questa non è una periferia degradata, ma è una zona bellissima di Gorizia.
Nel 2020 gli incassi dell'imposta di soggiorno nei comuni del Friuli Venezia Giulia sono scesi complessivamente del 38% rispetto all'anno precedente, passando da 4,5 milioni di euro a 2,8 milioni. Lo rileva l'ultimo studio della Fondazione Think del Nord-Est, che ha registrato la flessione più significativa a grado, dove il gettito è diminuito da quasi 1 milione di euro a poco più di mezzo milione, meno 47,5%, quasi analogo il calo di Trieste con gli introiti in caduta da quasi 1,8 milioni di euro a meno di 1 milione, meno 46,5%. A Lignano invece la diminuzione è stata più contenuta, ma si è comunque passati da oltre 1,5 milioni di euro a meno di 1,2 milioni, meno 25,4%. In totale sono 10 municipi del Friuli Venezia Giulia ad aver introdotto l'imposta. In questi comuni vale in media tra il 4% e il 5% delle entrate tributarie, con punte di quasi il 9%. Per far fronte alla diminuzione degli incassi, il governo ha deciso di intervenire stanziando ben 350 milioni di euro. I municipi del Friuli Venezia Giulia hanno ottenuto dallo Stato quasi 1,6 milioni di euro, una cifra che copre il 35,4% degli incassi del 2019, che verranno integrati da una seconda tranche di contributi entro fine ottobre. La quota maggiore dei contributi statali va al Comune di Trieste, che ottiene più di 800 mila euro. Significativo lo stanziamento di risorse anche per le località balneari. A Grado vanno circa 385 mila euro, mentre a Lignano ne spettano quasi 300 mila. Un utile netto di 8,3 milioni di euro, un boom di erogazioni di mutui casa, 500 in soli 6 mesi, un'impennata nella crescita dei conti correnti, 900. Sono stati alcuni dei più evidenti risultati del primo semestre 2021 di Credit Friuli, guidata dal presidente Luciano Sartoretti e dal direttore generale Gilberto Noacco. Al 30 giugno 2021 inoltre le masse operative hanno raggiunto i 2,67 miliardi di euro, aumentate di oltre 300 milioni di euro in un anno, più 13,3%, grazie al contributo della raccolta globale, pari a 1,67 miliardi di euro, ma anche degli impieghi che segnano quota 998 milioni di euro, più 16% su giugno 2020. Il patrimonio della banca ha superato i 160 milioni di euro. È dedicato alla vita di San Rocco l'evento teatrale promosso dal Comune di Udine per lunedì 16 agosto. L'appuntamento in Piazza Venerio vedrà protagonisti Angelo Floramo, Massimo Somaglino e Michele Pucci. Dolce sopra ogni miele e dolcezza, la vita di San Rocco è il titolo dell'evento Look Up, che vede al centro di uno speciale spettacolo teatrale un manoscritto udinese del Settecento. Il testo è un testo in un italiano volgare, in veneziano in particolare, che è stato ripulito per l'occasione e trasformato in una lettura scenica. L'attore Massimo Somaglino interpreterà alcuni dei personaggi importanti, dando loro la voce. Il mio compito è quello di fare dei raccordi narrativi, delle ricuciture e delle attualizzazioni anche, che possano aiutare il pubblico presente a capire quanto la figura di San Rocco sia una figura esemplare. Michele Pucci creerà dei paesaggi sonori che aiuteranno ancora di più ad immergerci in quelle atmosfere. Stazione dei treni più sicura a Gemona grazie all'installazione di un defibrillatore donato alla Polizia Ferroviaria. Oggi siamo a Gemona del Friuli, nella stazione ferroviaria, e per una donazione importante l'installazione di un defibrillatore, una macchina che salva la vita. Con noi dottor Carocci, capo compartimento della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Dottor Carocci, una donazione importante per un servizio importante nella stazione dei treni. Assolutamente sì, noi siamo molto contenti di questa iniziativa perché ci consente di garantire al cittadino non soltanto un presidio di sicurezza, quindi per eventuali reati che possono essere commessi sui convogli ferroviari in stazione, ma ci consente anche di prestare un primo soccorso a chi fosse colto da un malore sempre nell'ambito della stazione ferroviaria, e quindi riusciamo ad fornire un servizio in più alla collettività, e questo non può che riempirci di orgoglio, di soddisfazione. A donare il defibrillatore, qui alla mia destra il dottor Variesco, vicepresidente di Prima Cassa, proprio con l'ente bancario che ha fatto questa donazione. Buongiorno.
Buongiorno, per noi è stato un piacere affiancare l'iniziativa della Polizia Ferroviaria, anzi sta a noi ringraziare loro per aver assunto questa ulteriore iniziativa a supporto delle comunità e dei viaggiatori. Tra l'altro per noi questa iniziativa si colloca anche in un momento particolare perché proprio ieri a Cason di Lanza è stata presentata una iniziativa analoga e diciamo maggiore nei numeri, che prevede la dotazione di una quarantina di defibrillatori e altri strumenti di sicurezza alle strutture che operano in montagna, prevalentemente in alta montagna. Grandi emozioni ieri sera a Buia per la festa dedicata a Jonathan Milan al rientro da Tokyo, dove ha conquistato la storica medaglia d'oro di inseguimento su pista nel ciclismo a squadre, una festa trasmessa in diretta ieri sera da Telefriuli. Il neocampione olimpico è arrivato nella piazza del paese a bordo di una limousine, scortato dalla motostaffetta e seguito dai genitori. Green Pass in mano, buiesi e tifosi da tutta la regione sono entrati nell'area riservata di fronte a un palco con i cerchi olimpici. Tutto intorno un tripudio di tricolori, di cori che ripetono Oro Milan. Il Friuli si riafferma terra di grandi campioni, votata allo sport e al sacrificio. Qui a Buia in particolare festeggiamo una terra di ciclisti dove è cresciuto anche il campione Alessandro De Marchi, e poco più in là continuano a crescere altri grandi delle due ruote come Nicola Venchiarutti al suo primo Giro d'Italia quest'anno. Abbiamo molto per cui festeggiare ed essere orgogliosi dello sport regionale. Queste le parole con cui l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli ha portato il saluto dell'amministrazione regionale all'oro olimpico Jonathan Milan. In piazza è giunto anche il videomessaggio del governatore Massimiliano Fedriga. Jonathan Milan ha portato il nome della regione ai vertici internazionali dello sport. Come regione ricorderemo questa impresa della storia del Friuli Venezia Giulia. I valori espressi dallo sport non si incarnano solo in campioni come Jonathan, ma nei ragazzi e nelle ragazze che quotidianamente si cimentano in queste attività che fanno crescere le persone. Magari non diventeranno campioni, ma impareranno cosa significa il sacrificio e una medaglia d'oro straordinaria. Anche l'assessore regionale dello sport, Tiziana Gibelli, pur non essendo a Buia, presente a Buia ieri, ha fatto giungere il suo saluto personale alla comunità. In festa Jonathan Milan porta a casa una medaglia d'oro che va ad aggiungere ai bronzi di Mara Navaria e di Mirko Zanni. Tutto ciò è per noi ragione di gioia e di orgoglio. La festa poi si è conclusa con i fuochi pirotecnici. Noi siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con Sport FVG, dove si parlerà anche dell'Udinese che ha ufficializzato oggi i numeri di maglia scelti dai giocatori per la prossima stagione. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.